Sono le ultime immagini che lo ritraggono ancora in vita. Sono le 23 dello scorso 23 febbraio. Con una visibile fasciatura alla testa, Giancarlo Antonello, 81 anni, di Castello di Godego, ma residente con la compagna a Pramaggiore, sta cercando un taxi. È appena uscito dall'ospedale di Portogruaro, dove è stato curato al pronto soccorso per una brutta caduta da un albero, in seguito alla quale ha battuto violentemente la testa a terra. Da allora di lui non si è più avuta alcuna notizia, fino ad oggi, quando, verso le 10:30 del mattino, il suo corpo, privo di vita, è stato recuperato nel territorio del comune di Caorle, tra le acque del canale Nicesolo. Ad avvistarlo e a lanciare l'allarme dei cacciatori impegnati in operazione di pulizia dell'area per la giornata ecologica, che poi hanno allertato i carabinieri, arrivati sul posto assieme ai sommozzatori per recuperare il cadavere e avviare le indagini del caso. Proprio nei giorni scorsi la famiglia con la figlia, Barbara Antonello, aveva diffuso un appello chiedendo aiuto e assistenza a chiunque avesse avuto notizie del padre. L'idea sua quando è uscito dall'ospedale era proprio di rientrare a casa, a Castello di Godego. Domani, domenica 20 marzo, si sarebbero dovute riprendere le ricerche del suo amatissimo papà, speranza la cui fiammella si è spenta proprio nel giorno in cui si celebra una tra le ricorrenze più care e importanti dedicate ai nostri affetti. Saranno le indagini ora a stabilire che cosa può aver portato alla morte il pensionato dopo l'uscita dall'ospedale.